attenti a quei due elementi pericolosi. Due elementi pericolosi a seconda di come uno ci vuole vedere o riesce a vederci. Beh, voi amate una cosa radioattiva. Ecco appunto, bravo. In un contesto sociale tipo quello che stiamo vivendo può essere anche considerata una cosa radioattiva, se non addirittura esplosiva. Gianni, maneggiate quindi materiale altamente tossico. Infatti siamo venuti qui con la maschera antigas, proprio perché è un materiale infuocato, diciamo. Beh, abbiamo a che fare con chi insomma? Italo e Gianni? Ma a parte gli scherzi, diciamo che forse la cosa che più ci ha intrigato è stata quella di rendere fruibile la poesia in contesti che poco abituali, in quanto non sono poesie recitate, quindi fuori dal recital, fuori dal teatro, fuori dall'aspetto della conferenza, dove ogni fruitore si conquista e prende il tempo suo per poter fruire di queste letture, quindi uno spazio e un tempo a misura di fruitore. Quest'idea com'è nata? Ma come tutte le nostre idee nascono un po' per caso e un po' per progetto, un po' per riflessione e poi naturalmente tutto va elaborato nel tempo. Ci sono anche rispetto a questa diciamo dei precedenti non relativi alla poesia, relativi ad altri contesti espositivi di cui ci siamo serviti. Gianni, voi oltre ai poeti, quindi ospitate le vostre opere qui. Sì, infatti non è Avete che... pensato a un acquario, che cosa? Sì. Abbiamo pensato all'acquario soprattutto perché appunto, come diceva Italo, avevamo dei precedenti di altre iniziative, per cui è stato facile, no? Pensare che quest'anno però abbiamo faticato parecchio, cioè, dico la verità. Siamo rimasti qui una settimana, non dico lavorando tutti i giorni, però salire sulla scala alla nostra età, insomma, non è molto faticoso. Beh, Buona nuotata. buonanotte. Grazie.